D'estate gli ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale. Digita www. Le putine del mondo! Porca troia, buongiorno Italia. Cazzo culo che... Quanto bene stavo a letto. No, mi sono svegliato anche un po' seccato, perché ho detto cazzo, adesso mi ricordo ieri sera nel parco quando ho detto al tipo se questa era una security zone, e lui mi ha detto sì sì, è una security zone. Ho detto no merda, è una secure area casomai. Cioè mi ha un po' coglionato, hai capito? Mi ha rubato il mestiere. Chissà se Giovanni è in piedi. Oh, buongiorno Italia. Quanto bello non è andare in giro in pigiama. Bellissimo, cazzo, bellissimo. No, se devo dormire, secondo me. Aspetta che o svegliamo dolcemente. Giovanni! Senti l'eco, perfino, porco cane. Sono proprio tutti in letto stamattina. 8 e qualcosa della morning. È simbolo di vecchiaia questo qua. Porco cane, alzarsi così presto la prima mattina. Mamma mia. Spero che sia una roba tipica serba, così che ho fatto una roba tipica, perché sennò se è una roba tipica di vecchiaia. Poi Italia, dopo la riunione aziendale di ieri sera, davanti alla biretta lì nel pub del tram, non mi ricordo se ti ho detto i nostri nuovi obiettivi, perlomeno i miei, insomma, che sento molto importanti da portare a termine, e sono il mangiare la Macedonia in Macedonia, e casomai se non troviamo prenderò della frutta in un frutta e verdura in supermercato e me la farò, e l'amaro Montenegro in Montenegro, dopo mi faccio anche pagare per pubblicità. Sai che credo che sia anche ora di farsi la doccia. Tu mi dirai, ma com'è che fai a capire quando è ora di farsi la doccia? Non è semplice. Allora, diciamo che fin dai tempi più antichi l'uomo utilizzava misurare il livello di doccitudine in base all'odore che produceva il suo corpo. Questa però è una tecnica che può essere sfalsata da vari fattori, quali ad esempio gli ormoni, piuttosto che il tipo di attività fisica che si è fatta, la temperatura, il tipo di vestiti, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe non rivelarsi efficace in alcuni casi. Studi scientifici da me condotti hanno dimostrato che la misurazione del livello di spussosità e di necessità di farsi la doccia può essere misurato tramite la maglietta, cioè tu praticamente metti la maglietta, non so, sopra il tavolo, se resta in piedi allora sì è necessario farsi la doccia. Aspetta, perché io ho poco da fare il figo, svegliare Giovanni, no? A fare la parte di quello, io sono pronto, dai che andiamo, dai che facciamo. E non voglio fare un caso, anche perché Nice qua, no? Dobbiamo visitarla in bicicletta, quindi, da prima mattina, appena tira su dal letto, tirar giù la bici, svitare, smontare, sbrigare, e dopo andare a pedalare fin là, gran calma ragazzi, gran calma. Allora, oggi rifaremo la parte del parco che abbiamo visto ieri sera, idem la parte del centro che abbiamo visto ieri sera. Mandiamo il solito messaggio con scritto che siamo ancora vivi fuori dal pub, quello del tram, no? Dove siamo andati ieri, che abbiamo ciulato il wifi, dove c'era la toppa locale. Dopodiché visiteremo una chiesa un po' particolare, che è dove io avrei voluto parcheggiare, ma quando siamo passati era strapieno, e il parco della memoria, che ci sono delle specie di Stone Age, di monumenti strani messi lì. Dopodiché io credo che per cena o appena dopo cena o prima cena possiamo anche proseguire, andare avanti, dormire da qualche altra parte, magari più carina, e dopo si entra in Macedonia, ragazzo, si entra in Macedonia. Giovanni dal mio bagno, attento. Giovanni! No, cazzo, sto proprio dormendo, di solito risponde, apre la finestra. Forse l'hanno rapito, mi tocca fare tutta la strada da solo. Ma vieni, dai. Ah no, eccolo là. Sta cagando. Buono! Cioè, da bagno a bagno, giustamente, cosa vuoi che uno faccia? Mi chiederai se mi manca la compagnia di Alessia. Ma no, con quella di Giovanni c'è 3 ore per prepararsi e di mettersi normale. Buongiorno cavallo, guarda che ti trovi a bordo strada. Ciao cavallino, ciao caro, guarda che ti guarda, dici ciao, ciao cavallino. Caro, piccolino, in miniatura, appena fatto, nuovo.
lungo tutte le mura della fortezza possiamo ammirare, senti che voce da Piero Angela, senti che robe. Allora, queste sono le cose dove mettevano le munizioni, come si chiamano? Le gunpowder, che disastro. Aspetta che mi copro la bocca. Sì, vabbè, ma siete anche un po' coglioni a buttare tutte ste scoazze qua, veramente. Che forte. Vabbè, fuori. Qua usano far di scarica ovunque, porca miseria. Questa è una brutta roba, Il lapidario, uno dei più antichi musei che rappresentano la storia di Nice, che fu rimosso nel 1902 per far spazio alla statua del re ed ora messo qui, a K. Sono abbastanza Piero Angelicato, mi sembra. Vedi, questa collezione contiene 41 monumenti antichi scavati qui a Nice nel primo e quarto centenario. Quando nacque Singano, ossia nel recentissimo 1982, fu scoperta questa basilica, o perlomeno i resti di quello che ne rimane. No, quello non è il sacerdote, quello è Giovanni. Te pare che mette uno vestito così, dai. Allora, sì, beh, probabilmente... Era una cupola, vedi come facevano Sì, queste erano le mura, si passava di qua. Qua lo vedo abbastanza fragile, ma io peso 50 kg, dovrei passarci senza problemi. Quindi, op. E di qua? Miso. Wow, cazzo viene fuori tante gane qua, devo stare attenti. Miso, sì, è sbuchi da di là, vedi? Che storia. È andato Giovanni, di te? Cosa? Facevi versi? No, perché? Perché sbuchi da di qua e arrivi fino a qua. E io qua vedevo la luce, esatto, di questa cosa qui. Pensa a te. Non si capisce se era una basilica semisotterranea, cosa che dubito, o se col tempo la terra ci è andata sopra, cosa infinitamente più fattibile. Alle mie bellissime spalle una moschea del 1500 che adesso andiamo a vedere. Cioè, andiamo a vedere, aspetta che non ti illudo, andiamo a vedere se è aperta, ma no, è chiusa. Da mezzogiorno alle 17 invece, quindi dopo potremo anche passarci. Sì, sì, perché a Singano interessano tutte queste cosette. Beh, oddio, no, però è vuota praticamente. Sono solo dei quadri, non mi sono neanche degli affreschi, mi sono dei quadri. Ok, quindi niente. Da notare la particolarità della colorazione delle colonne. Quello invece è Giovanni, non notarlo. E il Singano sopra i tetti come i gatti. Oh Italia, vieni qua con me. Qua c'è anche il mercato, che dopo andiamo a vederlo. Andiamo a farci un giro al mercato. Volevo fartelo vedere dall'alto. Ecco, guarda qua un buso dove guardare. E che mi pare tanto baraccopoli. Giovanni, sei tu sicuro che l'hai marcato? Porca troia. Lì in centro c'è una manifestazione o non so cosa, accidenti, perché le manifestazioni sarebbero da evitare in questi paesi, leggevo. Prima del mercato, al quale presumo bisogna registrarsi o comunque pagare una tantum per potervi partecipare, ci sono, vedi, anche tutte queste baraccatine qua. Dove siamo? Insieme alle mura? Andiamo a vedere. Sulle mura andiamo a vedere. Nice, nice. Tutto spiegasanga qua dai teenager, che poi scrive altri tipi di monai, cioè ne scrive tipo Giulio più Silvia, eccetera eccetera eccetera, tu capi? Buongiorno Italia. Ti ricordi, qua è dove abbiamo camminato ieri sera? Vai avanti dritto, tieni la destra, dopo la scritta HM
e lì hai tutta l'isola pedonale. Ma ti pare che le puntine del mondo LPDM, per chi non ha voglia o tempo di pronunciarlo per esteso, non ti porta a vedere il mercato? Qua già qualcosa di più locale, tipo a nonna con il fazzoletto in testa e i tessuti qua. Beh, è tutto diviso a settori, dai, è ordinato, un po' come anche certi mercati da noi. Qua adesso siamo sulla parte fiori e adesso qua casalinghi e stramazzi vari. Io avrei preso anche qualcosa, solo che non hanno la carta di credito qua. Allora, loro potrei dirgli serve Vovi. Forte, tutti i banchetti per le decorazioni delle uova, no? Figonata, guarda, è lunga, C'è quelli che ti vendono le uova e dopo qui vedi tipo tutti i glitterini, i colori, vedi? Figonata. E qua ancora Vovi, guarda, siamo avanti a chilometri di Vovi, guarda il nonno che vende Vovi, dica, serve Vovi? Come che si dice in serbo serve Vovi? Eh? Tanto grande sto mercato, qua era bello prendere qualcosa, è che appunto non avendo cambiato, perché ho detto quelle poche spese me le tengo con la carta di credito, allora brava la scioretta tipica che spiega a Giovanni e dice compra testa del caso, compra e tasi su, non sto rompi i coglioni, sostanzialmente ha detto quello. Le puntine del mondo, traduzioni online di serbo-italiano. Mi piace perché è tutta roba tarocca, no? E vedi, Giovanni aveva preso l'etichetta una papiri a sciora che ha detto sì, lei è originale, no? Cioè figurate, no? Al mercato qua chi te vende la roba così, una papiri, Gucci. Devi vendermelo in tutti i modi, però tanto sì. Antrofia a te fanca il bidet. Io adesso sono alla ricerca dei pantaloni che ho visto strafighi, che però li ha presi Giovanni, porca di quella troia, e adesso ce li hanno anche altre persone, altre bancarelle, però di quel colore della mia taglia non c'è più. Al mercato trovi tutto, anche l'olio di semi, sì. Che storiazza, cioè tipo un supermercato, trovi veramente di tutto, ma anche la carta igienica, qualsiasi cosa, proprio qualsiasi. È fortissimo, simpatico, bello. Vedi Giovanni che mi porta sempre a bar, questa volta è proprio un bar bettola tipico, molto berbettola. Vedi, per il fatto che anche qui c'è microdelinquenza ci puoi arrivare da solo. Vedi dall'altra parte della strada c'è una bicicletta rottame, cioè, che non la prenderebbe nessuno, però è legata col lucchetto, cioè che costa più il lucchetto della bici, quindi se una bici è legata col lucchetto, che sarà il motivo. Ok, tra le cose che abbiamo da vedere, io ho messo il Bubanzi Memorial, che è dove c'erano quelle sorte di Stone Age, probabilmente da quello che vediamo dal cartello è dove venivano giustiziati i prigionieri.